Scorrono i numeri dell'azienda ospedaliera di Padova, una provincia che si conferma con valori di positività al Covid-19 leggermente sopra la media regionale. Ciò non ci allarma, spiega il direttore generale, ma ci impone di mantenere alta l'attenzione. Sì, siamo sempre molto attenti all'andamento dei casi positivi che si manifestano durante le settimane, in particolare nell'ultima settimana, perché da quei casi positivi riusciamo a capire la pressione sull'ospedale. Cosa abbiamo registrato? Che la settimana precedente abbiamo avuto 7 nuovi ricoveri, quest'ultima settimana 21. Ecco, questo è un dato che non ci preoccupa, però ci fa tenere alta l'attenzione sull'andamento dell'epidemia. Alla conferenza stampa anche la dottoressa Anna Maria Cattelan, primaria di malattie infettive tropicali. Un dato colpisce: rispetto allo scorso anno i ricoveri per tubercolosi sono passati da 10 a 25. Chiaramente la tubercolosi non ci allarma perché è una patologia che si può curare, ma naturalmente è una patologia infettiva, diffusiva e che quindi va attenzionata. Anche perché da quello che abbiamo capito almeno alcuni di questi soggetti, di questi pazienti, ha una situazione di disagio sociale complessiva che impedisce anche l'assistenza domiciliare. Sì, di solito insomma il contesto sociale in cui vive una persona che manifesta un'attività di una patologia quale la tubercolosi è un contesto a volte anche di degrado in sostanza, non sempre, ma a volte è così.